Parterre delle grandi occasioni per la presentazione di un volume fotografico dedicato alla presenza dell'Arma dei Carabinieri in Veneto. Accolto nella sede di Tre Baseleghe di Grafica Veneta, che ne ha curato la stampa, è giunto infatti il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette. Ad accoglierlo, oltre al padrone di casa Fabio Franceschi e ai comandanti di tutti i più importanti comandi dell'Arma Nord-Est, una schiera di sindaci, ennesima testimonianza del legame tra i carabinieri e il territorio. È un altissimo riconoscimento. Noi lo prendiamo in qualche modo anche come una manifestazione di affetto, di considerazione. Risale al 1866 l'istituzione con regio decreto della Legione dei Carabinieri Reali a Verona, nel pieno della terza guerra d'indipendenza. Il generale ha ricordato un evento storico che risale però a molti anni prima, la carica di Pastrengo, quando sempre a Verona 3 squadroni a cavallo riuscirono a mettere in ritirata gli austriaci. Del Sette ha ricordato anche le figure di alcuni carabinieri caduti in servizio nella lotta al terrorismo, come l'appuntato Eneo Condotto e il carabiniere scelto Luigi Maronese, uccisi a Padova nel 1981 in un conflitto a fuoco con la componente più sanguinaria dei NAR, e il vice brigadiere Alfredo Costantini, ucciso dai banditi durante una rapina ad una gioielleria di Montegrotto Terme, e anche l'appuntato Alfredo Bini, ucciso in servizio nel 77. Oggi l'Arma conta in Veneto 7 comandi provinciali, 32 compagnie, 4 tenenze e 270 stazioni, 5.000 uomini che vigilano sulla sicurezza della regione, e in questi anni difficili sul fronte dell'allarme terrorismo le festività natalizie sono un momento di massima concentrazione e operatività. La sicurezza sempre, anche in vista delle feste e soprattutto nelle città che in occasione delle feste poi registrano sempre un maggior numero di persone. C'è un dispositivo speciale ovviamente per le preoccupazioni collegate. Ormai collaudato, un dispositivo speciale collaudato che però voi sapete già dall'anno scorso si avvale anche di nuovi reparti istituiti proprio per contrastare il terrorismo in particolare.